di belle notizie sui nostri piloti abbattuti in Iraq 48 ore dopo lo scoppio della guerra. Era stato il generale Mario Arpino, come membro della delegazione alleata che ha trattato la resa con gli iracheni, a dare la notizia che tutti e due sono vivi. Stamattina poi sono state diffuse le immagini del rilascio dei primi 10 prigionieri, uno per ogni paese dell'alleanza. In mezzo a loro c'è Maurizio Cocciolone e con lui anche la giovane americana Melissa Neely. Un giornalista chiede a Cocciolone notizie di Bellini e lui conferma sta bene. Adesso vediamo le immagini di Maurizio Cocciolone, possono partire. È l'ora delle liberazioni. Dopo quella dei 4 componenti della televisione americana CBS, ecco i primi 10 prigionieri alleati rilasciati da Baghdad. Scendono con passo veloce da un pulmino e superano la porta dell'Hotel Rashid, vestiti con impeccabili tute gialle, rasati di fresco, apparentemente in buone condizioni di salute, alcuni forse in forma. Tra loro l'italiano Maurizio Cocciolone, il navigatore del Tornado abbattuto il 18 gennaio. Eccoli seduti per una conferenza stampa annunciata nella hall dell'albergo Rashid. Dei 10, 6 sono americani. Tra loro, con i capelli biondi raccolti in uno chignon, c'è Melissa Neely, la ventenne del Michigan che ha commosso tutta l'America. Nelle immagini che ci sono arrivate non c'è mai un suo sorriso. La camera invece scopre più volte espressioni liete nei suoi compagni di sventura maschi. Non c'è fra loro l'altro italiano, il maggiore Gianmarco Bellini, ma Cocciolone, parlando di lui con i giornalisti, ha detto che sta bene ed è ancora nelle mani degli iracheni. La liberazione del primo gruppo di prigionieri era stata annunciata ieri sera alle Nazioni Unite dall'ambasciatore iracheno, che aveva definito questo gesto di buona volontà come il primo atto concreto della tregua. I 10 rilasciati oggi sono stati presi in consegna dalla Croce Rossa e sono già partiti da Baghdad per la capitale giordana Amman, dove verranno ricevuti dalle rispettive ambasciate. Maurizio Cocciolone e gli altri 9 militari alleati liberati dagli iracheni. È arrivato pochi istanti fa al servizio del nostro inviato Santo della Volpe da Amman. Vediamolo. L'elicottero è appena atterrato all'aeroporto di Amman, l'aeroporto militare della Marca. A bordo ci sono i 10 ex prigionieri che stanno per tornare definitivamente in libertà alle loro basi di partenza. Fra questi Maurizio Cocciolone, il pilota dei Tornado, catturato dagli iracheni all'inizio delle ostilità della guerra del Golfo. Maurizio! Liberazione dopo la prigionia. Sto bene, saluto la famiglia, abbraccio tutti. Anche Gianfranco Bellini sta bene, l'ho visto 2 giorni fa. Ci tiene a dire Cocciolone all'ambasciatore italiano De Curten, che è andato alla frontiera ad incontrarlo. Il C-141 Starlifter, un aereo ospedale dell'aeronautica militare americana, accoglie poi tutti gli altri ex prigionieri, 6 americani e 3 inglesi, liberati oggi a Baghdad. Per ultima nell'aereo è entrata Melissa Rathbun, soldatessa dell'esercito americano. Accolti dalle autorità militari e civili dei 3 paesi cui appartengono, gli ambasciatori in Giordania Anthony Reeds della Gran Bretagna, David Harrison degli Stati Uniti e De Curten per l'Italia, erano arrivati i 10 ex prigionieri alle 21:05 ore di Amman, le 20:15 italiane, a Rueshed, al confine tra Giordania e Iraq. 3 fuoristrada della Croce Rossa targati Ginevra li avevano accompagnati da Baghdad. Erano vestiti ancora con la tuta gialla da prigionieri di guerra che era stata consegnata loro dalle autorità irachene. L'incontro con gli ambasciatori dei rispettivi paesi, poi altre tute grigie questa volta, e sono poi saliti sugli elicotteri giordani che li stavano attendendo. Il viaggio sino a Amman è durato poco più di un'ora, sino all'aeroporto militare della Marca. Poi l'aereo militare statunitense li ha portati a Bahran, dove, sentiti della sicurezza militare, torneranno ai rispettivi reparti. Per loro la guerra è finalmente finita. Si aspetta ora la liberazione di Gianfranco Bellini e degli altri prigionieri delle forze alleate nel Golfo. Per i più di 63.000 prigionieri iracheni censiti dalla Croce Rossa l'attesa sembra essere ancora più lunga, ma anche per loro la guerra, dicono la Croce Rossa, è comunque finita. Tutti attese e incertezze, finalmente è tutto finito. Anche Gianmarco Bellini, il secondo pilota italiano, è in libertà. È arrivato questo pomeriggio con un volo della Croce Rossa a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, con altri 34 prigionieri di guerra alleati. Bellini ci ha confermato lui stesso di sentirsi bene, ce lo ha gridato da lontano.
La consegna era di non parlare con i giornalisti, ma quelle poche parole e quei pochi gesti di saluto hanno fatto piacere francamente anche all'ambasciatore Maiolini, al generale Arpino, al generale Torsello, che erano andati a prenderlo e a prenderlo ufficialmente dai funzionari della Croce Rossa. Poi, accompagnato da altri due colleghi, Bellini è salito sull'aereo militare americano che l'ha portato a Bahrain sulla nave ospedale americana Mercy a raggiungere il suo compagno Maurizio Cocciolone. Torneranno in Italia molto presto, forse domani o dopodomani. Con Bellini, dicevamo, sono arrivati altri 34 alleati, un kuwaitiano, 9 inglesi, 9 sauditi, 15 americani, tutti stanchi, provati, sui loro volti e sui loro corpi i segni della sofferenza e dei maltrattamenti subiti in questi giorni. Vestiti in tuta gialla, poco marziale per la verità, hanno salutato con grande dignità le bandiere, poi però si sono abbandonati all'abbraccio caldo dei compagni. Bello e disteso, forse più degli altri, il sorriso della donna maggiore, il maggiore Roda. Durissimo anche la sua prova, il braccio rotto ne è una conferma. In questo momento è arrivato all'aeroporto di Ciampino, dove per noi c'è il collega Dario Carella e tra qualche istante ci collegheremo anche con lui. Ecco la discesa, Bellini scendere. E poi Cocciolone. Ad accoglierli il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale Nardini, ed erano invece accompagnati, sono stati accompagnati nel volo ecco della la famiglia, ecco l'abbraccio. Incontro con Dario, scusami famiglia. se ti interrompo, questo diciamo è il momento non più ufficiale. Noi da lontano in un certo senso stiamo guardando questa che è veramente un'immagine che parla da sola, finalmente possono riabbracciare le proprie famiglie. Difficilmente potranno fare subito ritorno a casa, ma questo, ha detto il colonnello Redditi, fa parte dei loro doveri di ufficiali, naturalmente, quindi rimarranno a Roma ancora qualche giorno, questa notte sicuramente, ed è per questo che, anche per questo, naturalmente per vederli subito, ma anche per questo sono venuti a Roma i familiari che abbiamo visto abbracciarli sulla pista dell'aeroporto di Ciampino. Maurizio? Dimmi. C'era naturalmente la domanda fatidica, quella che non si può fare, alla quale faceva riferimento Daniela, no? Certamente. Perché dopo le notizie sul fatto che Cocciolone non sarebbe stato torturato, come si era detto in un primo momento, ovviamente ci sarebbe una grandissima curiosità da parte della gente di conoscere il motivo e la ragione per cui lui ha dato quei giudizi sulla guerra, no? Sarà questa la domanda che non si può fare, tu che dici? Beh, io credo di sì, ma anche altre domande proprio tecniche su come è avvenuto l'abbattimento del loro aereo, anche di questo il colonnello Redditi non ne ha parlato, quindi presumo che neppure il maggiore Bellini e il capitano Cocciolone potranno parlare.